Più che una manifestazione di protesta, una festa, per raccontare il colore, la tradizione, la cultura che da sempre un popolo, quello piemontese, interpreta attraverso la sua lingua, perché un popolo senza lingua è un popolo senza voce. Con questa parola d'ordine la Gioventura Piemontesa, associazione per la valorizzazione delle tradizioni del Piemonte, ha organizzato la prima manifestazione di protesta davanti al Consiglio regionale per chiedere il riconoscimento del piemontese come lingua ufficiale. Per noi vorrebbe dire obbligatorietà dell'insegnamento della lingua piemontese nella scuola, vuol dire presenza nei mezzi di informazione, presenza sulle televisioni e vuole dire presenza sulla toponomastica e visibilità di questa lingua. E stupisce che la manifestazione avvenga a pochi mesi dalla discesa in campo di un governo regionale, quello firmato Cota, che ha fatto dell'appartenenza alla terra, alle tradizioni linguistiche, ai valori della piemontesità il suo cavallo di battaglia. Gioventura Piemontesa chiede a tutte le forze politiche di appoggiare la causa della lingua piemontese. Ma attualmente sono depositate 4 proposte di legge alla Camera, al Senato e 2 in Consiglio regionale, una proposta al Parlamento e una per il riconoscimento della lingua piemontese da parte della Regione Piemonte. Questo è il primo passo perché innanzitutto la lingua deve essere riconosciuta per quella che è, nel rispetto di tutte le altre lingue minoritarie del Piemonte, nel rispetto di tutte le varianti della lingua stessa, però la lingua comunque deve comunque arrivare a un pieno riconoscimento, questo è il primo passo.